Scatta il campionato di Serie B, girone H per il KUS Palermo che tra le mura amiche ospita il Solmeu Polistena, formazione di grande esperienza anche in categorie superiori ma vuole vendere cara la pelle. La squadra guidata da Gianluca Isgro che parte subito alla ricerca nella rete del vantaggio. Il tecnico decide di iniziare la partita giocando in power play e nella prima palla gol dell'incontro ci pensa Guarino che va a calciare col destro, dritto per dritto. C'è l'intervento da parte dell'estremo difensore dei calabresi, ancora insiste la squadra in maglia giallo-rossa con questa palla che arriva dalle parti di Dell'Aria, conclusione ancora smanacciata fuori e palla messa in fallo laterale. Gioca meglio, comunque gioca in maniera più propositiva il KUS Palermo in questo avvio con questa palla, però viene persa e allora l'intervento di Lo Piparo a salvare sul tentativo di Politano. Poi però dall'altra parte arriva Giuseppe Tigani, la rete dell'1-0 all'improvviso per il Polista nel classe 2005 che buca la difesa Cussina. KUS che però reagisce subito con questa palla recuperata da parte di Cottone che poi viene servito da Dell'Aria e allora non può che essere Cottone a metterla alle spalle del portiere e fare 1-1. Segna Cottone, fa esplodere il pala KUS ed equilibrio subito ristabilito tra le due squadre. Qui la palla subito rimessa in gioco dal Polistena con questo servizio in verticale, per poco non arriva con Politano che la sfiora un po' col tacco, un po' con la suola. Prova a reagire il KUS Palermo con questo tentativo di Dell'Aria, respinto ancora dall'estremo difensore ospite e poi cerca di andare in ripartenza il Polistena, ma c'è il salvataggio provvidenziale su questa uscita palla al piede ancora da parte di Politano. Poi ancora attacco con Quinario che batte questo calcio d'angolo, conclusione che si perde fuori con le immagini prodotte da Andrea Germanò. Passiamo al secondo tempo, alla prima occasione della ripresa con questo tentativo di Guarino, poi prova ad arrivare Dell'Aria ma chiude bene la difesa del Polistena. Allora cerca di uscire con la gestione palla il KUS Palermo con questo servizio al centro, Comandatore non arriva sulla palla e allora attenzione dall'altra parte al tentativo ancora delle Polistena col servizio che viene messo fuori. Polistena che cerca di attaccare ancora a tentare di sorprendere il KUS Palermo, il palo da parte di Tigani che va ad un passo dalla doppietta personale, poi altra conclusione che si perde fuori. Dall'altra parte ci prova Fifetto Leto con una conclusione respinta e c'è la ripartenza da parte del Polistena ancora con la palla messa al centro per Tigani che trova il 2-1 e riporta in vantaggio il Polistena. Poi forse uno scontro, rimane a terra l'autore della rete dell'1-2 ancora una volta, il classe 2005 Giuseppe Tigani, ma non ci sta il KUS che reagisce. Qui una palla gestita da Dell'Aria, servizio per Leto, l'uscita a valanga da parte dell'estremo difensore, poi la palla rimane lì. Subito dopo Cosano cerca di accendersi, serie di finte del numero 10 che va a calciare, c'è ancora la respinta e pallone spazzato e un assalto all'arma bianca da parte del KUS Palermo che passa ancora in power play. Lo Piparo serve Fifetto Leto che con l'esterno sinistro bacia la maglia, bacia il polso e poi con un gesto ancora più emblematico festeggerà la rete del 2-1 in dolce attesa la compagna di Fifetto Leto che pareggia e dedica il gol proprio alla nascita in arrivo, ma ancora in power play il KUS che vuole vincerla. Allora Cottone prova a passare dal centro dove c'è Guarino, poi la palla rimane lì per il tentativo di Dell'Aria che viene messo fuori con deviazione, ma l'attacco è ancora vivo dal calcio d'angolo battuto proprio da Cottone. Il servizio indietro sempre per Andrea Dell'Aria che da fermo attacca, servizio per Guarino, palla sul sinistro, si sdraia per terra Iannarella e la mette in calcio d'angolo. Spinge ancora il KUS con Guarino, il tocco per Dell'Aria che mette a sedere un avversario e realizza il gol del 3-2, completa la rimonta Andrea Dell'Aria, uno dei giocatori più rappresentativi di questo KUS Palermo che trova per la prima volta nel pomeriggio il vantaggio. Poi saluti e baci in tribuna per il numero 12, prova a distendersi in ripartenza il KUS Palermo con Cosano che non trova la porta dopo una deviazione che però il direttore di gara non avverte. Poi dall'altra parte azione pericolosissima del Solmeu Polistena con il servizio all'indietro, conclusione di punta messa fuori da Guarino, attacca adesso in power play la squadra calabrese che cerca il varco giusto per trovare la porta, colpisce una clamorosa traversa con Lopez Gutierrez
poi in qualche modo cerca di perdere tempo il Cus, mancano pochissimi secondi, la palla giocata lunga da Politano con Lo Piparo che in qualche modo esce e con questa uscita sigilla la vittoria al debutto in Serie B per il Cus Palermo. Da Sportisil è tutto, alla prossima!